come la prendo io? Come devo prenderla? Con filosofia, se bisogna farle, si fa. Rotatoria di San Giuseppe, snodo tra Treviso, Quinto e la tangenziale. Un quarto d'ora dopo le 14 iniziano i controlli dei carabinieri. In attesa che la vigilia di Natale entri in vigore il nuovo DPCM, l'obiettivo è far rispettare l'ordinanza regionale e lo stesso si ripete in tutta la provincia. Proprio da oggi infatti scatta il divieto di spostarsi oltre le 14 dal proprio comune di residenza, se non per motivi di necessità o per altri motivi previsti appunto dall'ordinanza regionale. Il nostro servizio è un servizio di vicinanza alla popolazione, c'è tolleranza nella rilevazione di delle infrazioni, cerchiamo di spiegare appunto in parole semplici quello che il decreto e l'ordinanza dicono. L'autocertificazione già compilata va portata con sé in caso si sia sprovvisti, sono le forze dell'ordine a fornirla. Attenzione a non prendere sotto gamba quel che si dichiara. Sicuramente verrà elevata la sanzione per l'infrazione alle norme Covid, che già di per sé insomma è abbastanza onerosa, e si può anche incorrere in sanzioni penali per aver dichiarato il falso su un atto pubblico. Qual è la vostra raccomandazione? È quella di stare a casa, insomma è l'unico modo che abbiamo per poter battere nel più breve tempo possibile questo enorme nemico. A Porta Altinia, a ridosso del centro, i controlli della polizia locale. Qui la priorità è evitare gli assembramenti dello scorso fine settimana. Nessuna sanzione elevata a fine giornata, gli automobilisti fermati sono risultati essere o residenti nel comune o lavoratori che si recavano a prendere servizio.